E la realtà vera è che purtroppo ancora abbiamo persone in terapia intensiva. Oggi abbiamo 2 donne gravide alla 27esima e alla 30esima settimana a rischio, non vaccinate, di origine straniera, che purtroppo, non essendo vaccinate, sono in terapia intensiva. In più abbiamo un'altra gravida di 28 settimane in pneumologia non vaccinata. 3 donne incinte non vaccinate in gravi condizioni, 2 in terapia intensiva, una in pneumologia. E questo è il volto forse più drammatico di un virus che, se non si trova di fronte allo scudo del vaccino, può fare ancora danni seri. Lo dimostra la storia della maestra Novax, che l'anno scorso era stata sospesa dall'Istituto Giovanni XXIII di Treviso perché, oltre a rifiutarsi di indossare la mascherina in classe, aveva anche cominciato a diffondere tesi negazioniste tra i suoi alunni. Si trova ora ricoverata in terapia intensiva a Mestre. Chi non si vaccina è il rischio grossissimo che possa poi arrivare in terapia intensiva. La maestra è una di queste, ci dispiace, però credo che sia un segnale importante per tutti: vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Corsa al vaccino che ha subito un'accelerazione improvvisa dopo l'ok al nuovo decreto sul Super Green Pass, con l'estensione dell'obbligo a tutti i lavoratori. Non pensavamo neanche noi che fosse un boom così veloce. Stiamo ricevendo il 40% in più di richieste di vaccinazione. Questo è fondamentale, è bellissimo, perché ci dà la possibilità veramente di coprire quella parte delle persone che ancora per n motivi avevano deciso di non vaccinarsi. Nel frattempo si aggiorna il numero delle classi sottoposte a provvedimenti nella Marca. Sono in tutto 35, di queste 11 quarantene e gli altri monitoraggi. È facile prendere la variante inglese, la variante Delta. I ragazzi però non rischiano di andare in terapia intensiva, ma i loro genitori, i loro parenti e gli amici di una certa età possono rischiare veramente se non sono vaccinati. Questo è il quadro del contagio e dei ricoveri, che resta comunque sotto i livelli di guardia, a pochi giorni dall'arrivo al Vax Point di Villorba del generale Figliuolo, per dare il via alla somministrazione della terza dose di vaccino in Veneto per i soggetti più fragili. Siamo pronti ad affrontare tranquillamente la terza dose e dare una risposta alla nostra cittadinanza.